direi che possiamo cominciare. Buongiorno a tutti. Meno male che ho la protesi in titanio. Non volevo dare il spazio. L'innovazione ha immediatamente un'utilità, insomma. Stia attento però che c'è un angolo. Vabbè, insomma. Cercavo di non dare le spalle. No, ho visto però. La ringrazio. Era tutto voluto per intrattenere un po'. No, io niente, lui. Allora, per scampato una frattura multipla, possiamo cominciare con questo incontro di Future Forum. Il titolo è "Il nuovo somiglia al vecchio, il futuro non esiste", punto di domanda. Una domanda insomma abbastanza impegnativa, però abbiamo due valentissimi ospiti che sicuramente ci aiuteranno a cercare delle risposte. Li conoscete già, ma ve li presento brevemente. Il professor Mosè Ricci, architetto, ordinario all'Università di Trento, grande esperto di trasformazione urbana, non solo dal punto di vista teorico, ma anche come consulente di diverse amministrazioni comunali, per cui ha seguito i progetti urbanistici, quindi sul campo, una cosa che poi gli chiederemo. So che lei preferisce dire rigenerazione urbana, lo faccio notare perché mi ha colpito l'uso dello stesso termine che usa Stefano Parisi, conoscete, è imprenditore, manager, ha lanciato una startup di successo nel campo digitale, di streaming di film online, è stato amministratore delegato di Fastweb, quindi ha sempre lavorato nel campo dell'innovazione tecnologica. Più recentemente si sta misurando con l'innovazione in un campo che l'innovazione spesso non l'accetta molto volentieri, che è la politica, e quindi gli chiederemo se è più facile innovare in campo tecnologico, industriale o in quello politico. Per definire il progetto politico che ha intrapreso dopo la candidatura a Milano, che ha sfiorato la vittoria al ballottaggio con Sala, cioè Energie per l'Italia, lo definisce un movimento per rigenerare la politica e in particolare il centrodestra. Quindi parliamo di nuovo, in questo caso di rigenerazione, quindi qualcosa che forse c'era e che nel frattempo si è perso. Partirei da una cosa che ha scritto il professor Ricci, che mi sembra un buono spunto, cioè una breve riflessione proprio per questo incontro, che si chiama "Il futuro è passato, abitare l'eterno presente", in cui, se non traviso quello che ha scritto Ricci, sostanzialmente dice da 40 anni, ma forse di più, lo spazio urbano, la moda, insomma lo spazio delle decisioni pubbliche, inteso anche probabilmente come scelte progettuali, politiche, è immobile, si vive in un eterno presente in cui non cambia niente, l'unica innovazione avviene nella rete. Però poi aggiunge che questo immobilismo pubblico, che mi sembra particolarmente accentuato in Italia, dove sembra che non cambi mai niente, cambiano governi, leader, ma i problemi sono sempre gli stessi, sono sempre i vecchi problemi con cui abbiamo a che fare. È un bene, è bene che non cambi. Gli chiedo cosa vuol dire questo dualismo tra immobilismo e invece velocità di innovazione che c'è solo sul digitale, e perché è un bene che le cose non cambino. Grazie. Grazie alla Camera di Commercio, Renato Quaglia, che non vedo, per l'invito. Onorati, diciamo, e divertiti da essere qua. Non so se posso aiutarmi con qualche immagine o vuole che le risponda subito e poi non è esattamente questo che intendo, diciamo. Io ho portato, se riesco a non cadere di nuovo. Quasi sono piene di trappole questo palco. Per spiegarmi meglio, non voglio dire che è un bene che tutto cambi, voglio dire che non ho la capacità di fare delle analisi politiche. Diciamo che la modernità è finita
Questo è il dato che c'è e noi combattiamo, siccome è finita da pochissimo, direi finita con la fine del Novecento, anche se questa fine era cominciata prima, combattiamo con una educazione moderna che abbiamo noi, anche il titolo del Future Forum, no? In cui cerchiamo di proiettare il futuro, la nostra idea di futuro, di un mondo migliore, più bello nel domani, no? L'ansia del domani. Questa è una canzone dei Talking Heads di un album che si chiamava Fear for Music, che era del 1979 se non sbaglio, in cui c'era questo brano, l'album era curato da Brian Eno, e c'era questo brano che si chiamava Heaven, che era un posto dove nulla cambiava mai. Quando finiva un bacio, diciamo, ricominciava. E questo è un film di pochi anni fa, che tutti avete visto probabilmente, di Spotlight, in cui la preoccupazione del regista era ricostruire esattamente quello che era successo a Boston negli anni in cui si avveniva il fatto di quel sexual harassment del vescovo, eccetera, che erano all'inizio degli anni 2000, fine degli anni 99. Noi eravamo nel 2015, quindi 15 anni prima, 16 anni prima. Lo scenografo, dopo mesi di ricerca, incalzato, pressato per ricostruire tutto esattamente com'era, i vestiti, gli ambienti, i mobili, i fatti, va dal regista e gli dice: guarda che è tutto come adesso. Alla fine hanno usato i vestiti che ci avevano, gli spazi che ci avevano, nulla era cambiato in 15 anni. Salto di qua e di là. Tutti sapete questo bellissimo grattacielo che ha vinto il premio per il più bel grattacielo del mondo, fatto dal mio amico Stefano Boeri, un'idea molto intelligente, l'innovazione, un po' il simbolo anche di Milano che cambia, no? Da un certo punto di vista, che Parisi conosce benissimo. Ecco, questo grattacielo del 2014, a Roma abbiamo un edificio fatto da Valle Passarelli, da Studio Passarelli negli anni 60, che è già l'idea, no, non è proprio un bosco, però diciamo del giardino verticale. Poi basta non pensare a Babilonia, però dico dal 60 a oggi, 60 anni sono passati, le idee sono le stesse. Che dire sulla planimetria dell'Eur e dell'Expo, no? O parliamo della moda, tutte queste immagini, vedete di che anni sono? Come dire, rappresentano vestiti che potrebbero essere attuali oggi. Cioè io potrei essere vestito, come spesso sono, con la giacca di mio padre degli anni 50 e 60, e nessuno di voi noterebbe un cambiamento. A me mi farebbe molto piacere averlo, e neanche io sentirei imbarazzo da questo, no? Se guardate Mies van der Rohe, che presenta l'IIT Building a Chicago nel 1956, quando sono nato io, è vestito come Berlusconi oggi, no? Allora, questo fatto... C'ha le camicie più stirate. C'ha le camicie più stirate Berlusconi. Allora, quello che voglio dire è che nessuno nel 1956 si sarebbe sognato di vestirsi come uno di 60 anni prima. Nessuno, mai. O di fare case come si facevano 60 anni prima, no? Questo è Otto Wagner e Mies van der Rohe, no? Mies van der Rohe rifaceva il Tempio greco, ma lo faceva con la forma del museo di Berlino, della nuova Gallerie, o faceva questo, che per allora era l'assoluta proiezione del futuro delle idee di modernità. Bene, due architetti romani inglesi, Lazzarini e Pickering, molto bravi, hanno fatto l'anno scorso, 2 anni fa, insomma, questa villa nei dintorni di Londra che è esattamente l'edificio di Mies. Oppure Zadid fa nel 2015 un terminal che è esattamente il TWI terminal del 1962, oppure un architetto che adesso va per la maggiore, molto radical, eccetera, che si chiama Björn Engels, Big è la sua sigla, all'ego di Colas, fa nel 2011 un centro montano che è esattamente cielo alto a Cervinia, fatto da un oscuro Francesco Dolza nel 1974. Che cosa voglio dire? Voglio dire una cosa semplicissima, che già ci aveva spiegato molto bene in Minority Report Steven Spielberg, che era un regista. Pensate che in Minority Report è stato fatto con un team di futurologi dietro, che scriveva la storia. Uno di questi futurologi era, poi lo vedremo, ha scritto un libro interessante adesso che si chiama The Clock of a Long Now, cioè l'orologio dell'eterno presente.
E cosa ci spiegava Spielberg in questa scena? Entra Tom Cruise da Gap è uguale del 1886, lo sappiamo tutti perché è scritto pure sulle buste. Cosa cambia? L'immagine della commessa, che è un ologramma che gli dice buongiorno, le sono piaciute quelle magliette che si è comprato in un posto tanti anni fa. Ecco, che cosa ci stavano dicendo, no? Ci stavano dicendo, guardate che il mondo incredibilmente rimane fermo, non è mai successo nella storia che le cose che sono apprezzabili attraverso i sensi, quelli che i tedeschi chiamano la Gestalt, che poi è l'architettura, l'arte, il bello, diciamo, sia rimasto uguale per così tanto tempo nei suoi modi di essere progettato, tutto sommato, e che non rifletta l'ansia di futuro che è lo spirito del tempo, che è nello spirito del tempo. Cioè, nella modernità, nel Novecento, la Gestalt e lo Zeitgeist, cioè lo spirito del tempo e l'ansia e quello che è possibile apprezzare attraverso i sensi, andavano insieme. Erano per noi un arredamento moderno, è ancora quello che c'è ai mobili del 1940, 45, 50. È ancora quella la modernità che è rimasta fissata, allora era la proiezione nel futuro della nostra anima. Oggi è una cosa, è ancora la modernità, però è passata. Non ci preoccupiamo più di proiettare questo, no? È divertente che nel film di Spielberg lo sceneggiatore è Stuart Brand, che è un futurologo americano che scrive questo The Clock of the Long Now, introdotto da Brian Eno, che è il curatore dell'LP dei Talking Heads prima. Quello che voglio dire, e chiudo per facilitare poi la discussione, è che ormai, mentre, come dire, il futuro avanza velocissimo, noi siamo in una rivoluzione tecnologica che non è mai stata così pervasiva e così veloce sui telefonini, no? Questa è una qualsiasi metropolitana, qui era Santiago del Cile, dove mi sono girato ed erano tutti dentro un altro mondo, non erano lì. Ecco, mentre il futuro avanza velocissimo nell'immateriale, nella rete, nei dispositivi di istantanea connessione immateriale che ci fanno cambiare i mestieri, no? Tutti sappiamo Uber o questi giochi che ci portano in giro per la città a scoprire mostri che non esistono. Ecco, mentre tutto questo succede, nulla di questo coinvolge veramente lo spazio fisico. Anzi, quello che succede agli spazi fisici, alla città, ai nostri vestiti, è che sono svuotati. Perché la tecnologia digitale sposta cose che prima avevamo bisogno di costruire nello spazio fisico in un dominio immateriale e libera spazi. Non solo i computer sono sempre più piccoli, no? Quello che nel 1999 faceva un computer di 250 metri quadri adesso lo fa l'iPhone 10 volte tanto. Quindi non solo c'è una riduzione di spazio degli elementi tecnologici, ma c'è proprio uno svuotamento dello spazio che è decisivo e che, come dire, esplode col detonatore della crisi economica, della crisi immobiliare, ma lascia enormi patrimoni vuoti, immobiliari vuoti, lascia i patrimoni industriali vuoti, svuota i negozi. Quello che succede nelle nostre città, che sappiamo benissimo, che è successo prima di tutto a Detroit, cioè l'ombelico del mondo industriale dell'Occidente, sta succedendo a tutti i paesi occidentali per primi, no? Nel Far East è diverso, in Africa è diverso, sono altre nature del problema, però qui quello che ci sta succedendo è che noi progressivamente svuotiamo gli spazi e soprattutto rinunciamo a trasformarli facendoli rappresentare la modernità, perché per noi la modernità è nei dispositivi, nei telefonini, nella rete, e lì, come dire, ci confrontiamo e la esercitiamo. Quello che succede allo spazio fisico è un progressivo abbandono che però ci dà un enorme patrimonio, perciò dicevo non è che sono contento che non cambi nulla, no? Anche quello che cambia, demolizione, ricostruzione, anche qui Milano ha fatto scuola, possiamo essere più o meno d'accordo, però è sempre un lavoro sull'esistente. Anche quello che cambia è comunque una rimanipolazione dell'esistente. Questo è un danno? Non lo so. Può essere anche una grande occasione, no? L'Italia è diventata bella, la Basilica di Valladio a Vicenza, il Teatro di Marcella a Roma è diventata bella, la bellezza italiana è fatta su quello che c'era prima, è un innesto su qualcosa che già esisteva.
e soprattutto per noi è molto più spazio disponibile, come ci sarà molto meno lavoro disponibile per effetto di questa innovazione. C'è questa grande rivoluzione in cui ci troviamo, travolgerà le nostre vite, forse non è così male, o almeno non ha senso dire che sia male o ostinarsi a propagandare una modernità che ormai è sempre più perduta, no? Adattiamoci ad una condizione nuova, questo era sostanzialmente. Grazie, allora giro questa suggestione a Parisi, che è nella doppia veste di... Scusate se ho fatto uso delle immagini, ma sono più abituato a questo. Di imprenditore digitale, ma anche politico, cioè questa idea che c'è un dualismo per cui si innova soltanto sulla rete e si creano, diciamo, degli spazi in cui invece rimane identico a se stesso tutto il resto, può anche creare dei contrasti sociali, no? Si creano lavori non servono, figure professionali non servono più, cioè la rivoluzione digitale ha anche questi aspetti e quindi richiedono un'idea politica per gestirli. Chiedo a Parisi se è questa l'idea dell'innovazione che condivide o contempla anche un progetto per gli spazi che invece in quest'idea sono abbandonati a se stessi. Intanto grazie mille dell'invito e di questa opportunità di ragionare un po' di futuro e di cose alte. In questo paese non è facile avere luoghi dove si può ragionare con calma e riflettere un pochettino su quello che avviene. Oggi le suggestioni del professor Ricci sono importanti e effettivamente stimolano qualche domanda. Io la faccio non certo da intellettuale, quindi volevo fare solo una domanda per capire, perché tu ci hai fatto vedere una cosa che riguarda, se capisco bene, essenzialmente l'estetica, cioè essenzialmente di quanto... Il mondo fisico, diciamo. Il mondo fisico. Sì, però tu l'hai analizzato dal punto di vista estetico, no? Hai detto che dal punto di vista dell'innovazione, sia nel design, nella moda, che nell'architettura, che in tanti altri aspetti di questa che è l'arte, che è la cultura alta, noi sostanzialmente dal dopoguerra a oggi abbiamo una situazione piatta, sostanzialmente. E questo io sono d'accordo. Io prima, parlando a quattro occhi, avevo capito un altro ragionamento, ma perché era troppo sintetico, ma sono d'accordo con quello che hai detto, però secondo me dobbiamo un attimo distinguere. Intanto prima questo mi porta a una prima osservazione, però non so se la condividi, cioè il fatto che dal dopoguerra a oggi noi abbiamo un sostanziale benessere e una sostanziale, adesso al di là della crisi economica contingente e purtroppo lunga, ma insomma se analizziamo nel lungo periodo quello che è successo dal dopoguerra a oggi, noi siamo in un continente, nel mondo occidentale c'è sostanzialmente una situazione di pace e di benessere e di crescita senza grandi shock sociali, e spesso invece sono stati gli shock sociali che hanno animato la creatività. Un po' come se che è quello che poi credo che sia successo, che sempre più sta succedendo, che è un po' un'omologazione al mainstream culturale occidentale che non prevede grandi rotture, no? E per cui passa anche un po' la fantasia, cioè adesso non vorrei essere banale, ma gli shock sociali, i gravi shock sociali come sono state le grandi crisi economiche piuttosto che la guerra, poi hanno animato creatività, perché la creatività, cioè l'elite culturale e artistica del mondo è scioccata da quello che avviene e ha generato non avevo detto niente di importante, e ha generato innovazione, diciamo così, innovazione, creatività, grandi scuole che nascono, i futuristi, eccetera, vengono fuori in periodi di shock. Ora, io mi auguro che non stiamo vicini a un periodo di shock, invece forse ci siamo, sotto tanti punti di vista, e forse fra qualche anno magari ritroveremo di nuovo una creatività e
è un'estetica che si rigenera, perché poi l'estetica parte soprattutto dalle sue radici culturali e dai grandi fenomeni sociali, no? E abbiamo un po', e il nostro mondo si è un po' appiattito. Non so se potremmo dire la stessa cosa rispetto a quello che sta succedendo oggi nel nostro mondo occidentale rispetto a quello che è successo in Cina, ad esempio, dove invece forse le evoluzioni estetiche, anche artistiche, credo che abbiano avuto dei salti molto superiori rispetto a quello che è successo nel mondo occidentale, no? Forse, non lo so, però questa è una prima osservazione che volevo fare. L'altra cosa invece, secondo me, è legare questo al secondo pezzo di ragionamento che hai fatto, cioè al ragionamento sull'innovazione e sull'uso degli spazi, no? Sono due temi paralleli importanti che però credo che ci debbano far riflettere sul futuro. Io intanto l'innovazione credo che non sia soltanto l'innovazione estetica, c'è un'innovazione tecnologica, c'è un'innovazione dei comportamenti, c'è un'innovazione nei modi di produrre, nei prodotti, e questo abbiamo avuto salti epocali in pochissimi anni che fanno capire che forse il cervello umano si è concentrato molto su questo, ed è il cervello estetico che ha rallentato, che si è omologato, che si è omogeneizzato. Se vediamo anche gli stessi prodotti digitali sono sostanzialmente tutti uguali. Che differenza c'è tra un iPhone e un telefono della Samsung? Sono praticamente identici, anzi tendono a essere identici e a omologarsi. E questo vale per la pubblicità, vale per tutti questi fenomeni, però dentro invece l'innovazione tecnologica è potentissima. Nello stesso tempo io credo che invece noi stiamo in una epoca, abbiamo avuto un cambiamento potentissimo nella nostra epoca, chiamiamolo innovazione, non chiamiamolo innovazione, però è stato un grandissimo cambiamento che deriva fortemente trainato e spinto dall'evoluzione digitale e dalla trasformazione digitale, che però ha portato alla globalizzazione. Tutti questi fenomeni di cui adesso parlo sono fenomeni fortemente legati con la trasformazione digitale, molto di più di quanto noi non ci immaginiamo. La globalizzazione, il terrorismo islamico, certo, la trasformazione dell'industria verso i servizi, il declino demografico, il violento scontro nell'ambito religioso, cioè sono tutti il fenomeno dell'immigrazione violentissimo che ci sta pervadendo. Sono tutti fenomeni che derivano in qualche modo dalla trasformazione digitale e che rispetto ai quali dobbiamo capire con parametri diversi, a mio avviso, rispetto alle categorie del secolo scorso, cosa che la politica, questo è il vero punto, che la politica non guarda a questi fenomeni, non ha capito che questi fenomeni devono essere analizzati con categorie nuove. La vera innovazione che c'è stata nella politica è stato soltanto l'uso di internet per la comunicazione. 5 Stelle, non mi sembra una roba di grande fantasia, insomma, è una cosa che hanno fatto tutti nel mondo, ci sono luoghi della politica che fanno questo, noi stessi stiamo facendo questo, ma insomma, però questa è l'unica cosa che la politica ha capito del digitale, della trasformazione del mondo che sta avvenendo in questo periodo? Questo ti fa un po'... Per il resto sono rimasti partiti... No, ma io parlo del pensiero politico, adesso non parlo dei leader politici, parlo del pensiero politico. Il pensiero politico, cioè cos'è il pensiero politico? È il luogo alto dell'uomo, delle persone, che pensano a come affrontare i grandi fenomeni collettivi. Oggi la politica, l'unica cosa che ha fatto è quello di utilizzare internet per la comunicazione, cioè lo strato più basso che si possa pensare nell'uso, per capire che cos'è questa grande trasformazione, no? E io credo che invece dobbiamo ripensare alle categorie della politica per capire che cosa sta avvenendo. Ma prendiamo anche voglio entrare nel terreno dei fenomeni urbanistici che sono stati toccati. In questo momento noi nelle città abbiamo delle grandi trasformazioni.
Primo, le città si stanno riurbanizzando, io non sono molto d'accordo sugli spazi, perché gli spazi saranno riutilizzati. Abbiamo un fenomeno enorme di impatto ambientale delle nostre città, che non è un impatto ambientale delle auto, perché un altro grande trend che abbiamo nel nostro futuro è che le auto saranno sempre più pulite e ne avremo sempre di meno, perché il car sharing e le auto elettriche sono il futuro. Non dobbiamo fare nulla perché questo succeda, dobbiamo un po' accelerare alcune cose se vogliamo fare in modo che i cui benefici arrivino prima, però quella roba lì sta succedendo. La politica può anche non occuparsene. Mentre invece abbiamo uno straordinario, enorme problema di impatto ambientale, di qualità dell'aria nelle nostre città, che si stanno riurbanizzando, e questo è un fatto positivo, perché la città densa è una città che cresce, che dà più occupazione e più potenzialità di sviluppo, non è un fenomeno negativo, cosa che invece l'omologazione al politically correct ci ha fatto pensare nel benessere, che andare a vivere fuori in campagna era una vita. Ovviamente sono le elite che parlano di se stesse, non della gente che ha bisogno di lavorare, perché non può permettersi di fare 2 ore di macchina per andare a lavorare la mattina. E questa grande trasformazione che sta avvenendo, e che è una trasformazione di modo di vivere urbana, richiede un ripensamento profondo del tessuto urbano. Noi abbiamo un enorme patrimonio urbano legato al grande sviluppo urbanistico degli anni 50 e 60 che va buttato giù e ricostruito nella maggior parte dei casi. E quindi un pensiero della politica che abbia il coraggio non di dire soltanto non aumentiamo il consumo del territorio, che è una stupidaggine senza senso, che non è più attuale. Il problema è di come valorizzare il territorio, perché una città che cresce in verticale è una città più pulita, è una città che libera territorio, ovviamente per la vita, e che consente di fare un grande impatto ambientale. Il grattacielo di Milano di Unicredit, quello della piazza Gaio Lenti, ha tolto 50.000 macchine dalle strade, perché sono i dipendenti e i clienti di Unicredit, che erano prima in 18 sedi diverse, che adesso non prendono più la macchina ma prendono l'ascensore. E quello è uno dei pochi edifici classe A, energetica A a Milano. Solo il 5% degli edifici a Milano sono in classe energetica A. C'è un lavoro enorme da fare, e che è un lavoro di ripensamento degli spazi. E questa cosa del ripensamento degli spazi è una grande opportunità se la vediamo con una logica diversa, quindi demolire le logiche con quali si fanno i piani di governo del territorio, demolire le logiche con le quali si fanno i regolamenti edilizi, promuovere i proprietari o le aziende o chi per loro che demoliscono e per ricostruire. Cioè la rigenerazione urbana è una grande rigenerazione ambientale, è un grande ripensamento del nostro futuro, perché la tecnologia entra all'interno degli edifici, la tecnologia ci rende più pulito, e poi da occupazione, da sviluppo. Noi abbiamo, negli ultimi 5 anni, la produzione di cemento in Italia è crollata dell'80%, si è fermato questo mercato. Tutto perché le logiche che sono state fatte sono state logiche di conservazione e di tassazione patrimoniale, cioè quello che abbiamo deve rimanere così e deve essere il bancomat dal quale noi traiamo più risorse possibili per alimentare lo Stato inefficiente e arrogante e costoso. Ecco, questa logica, il pensare al futuro con categorie nuove, non con le categorie dell'Ottocento, è come la politica deve innovarsi, è come la politica deve accompagnare l'innovazione. E poi io penso che invece, scusa, e poi finisco, ovviamente la parte invece che riguarda la cultura, l'estetica, quella dipende, per fortuna di Dio, non dipende dalla politica, ma dipende soltanto dagli shock umani, e quando arriva anche innovazione. Prima di girare al professor Ricci, solo una battuta su questo. Queste nuove categorie, cioè una politica che pensa con categorie un po' nuove, diciamo meno legata alla dialettica quotidiana dei partiti, alla bassa polemica politica, non rischia però di essere troppo sofisticata per la domanda dell'elettorato, mi riferisco in particolare al centrodestra, che alla fine risponde sempre a messaggi che parlano più alla pancia
che ha la testa. Non c'è il rischio di muoversi in uno spazio elitario che faccia fatica poi a incrociare la domanda dell'elettorato. E l'abbiamo detto lui stamattina sta cosa. No, non c'è questo rischio. Nel senso che se volete vi faccio un comizio. No, nel senso, sto dicendo, qua stiamo facendo un ragionamento ovviamente in un luogo colto dove cerchiamo di fare dei ragionamenti e dobbiamo capire qual è l'obiettivo, no? Questo è evidente e credo che la politica debba prima ancora, perché questo, vedi, il problema qual è oggi? Che un bravo politico è uno che comunica bene. E Renzi, per esempio, no? Lui benissimo, comunica benissimo, peccato che però dietro non c'era niente e non ha detto e non dice la verità, dice delle cose che non hanno nulla a che vedere con la verità. Allora io penso che la politica invece deve tornare a pensare, e questa è già una notizia incredibile, e una volta che pensa deve anche saper comunicare, ovviamente, perché non deve parlare all'elite, deve parlare al popolo. Però guarda che se non c'è il pensiero dietro, cioè se io non so come portare occupazione in una città, come portare benessere in una città, come far evolvere e come trasformare anche con shock molto profondi la nostra amministrazione pubblica, la nostra burocrazia, eccetera, e quindi non ho dietro un background di programmi e di ideali chiari, non potrò mai comunicare una cosa che convince. Tant'è vero che i politici oggi non convincono, tant'è vero che oggi l'opinione pubblica continua a dare sberle alla politica. Lo ha fatto in Germania, forse lo farà, speriamo di no, in Francia, l'ha fatto il 4 dicembre in Italia. Sono sberle alla politica, ma non perché è favorevole al contrario a qualcosa, ma perché capisce che la politica non gli sta più parlando, non sta più parlando a loro, non ha più contenuti da comunicare, soltanto slogan costruiti da esperti di comunicazione per cercare di aggirare il consenso delle persone. La politica deve ripartire dal contenuto, dalla qualità e anche ovviamente saper comunicare. Sicuramente saremo misurati anche su questo, sarò misurato anche su questo, però io sono convinto che oggi è impellente, è urgente che ci siano dei contenuti e che ci sia dietro un pensiero e che la gente sia persone di qualità. Chi si dedica alla politica deve essere persone esperte, integre ma esperte, che sappiano dove mettere le mani e sappiano come risolvere i problemi del paese. Chiaro? Ma siccome oggi lui non era d'accordo, l'ho spiegato meglio, vediamo. Rivedici, rimaniamo su questo campo perché la politica. La politica è l'interazione fra progetti urbanistici e politica. Lei mi raccontava prima che ha lavorato al comune di Lecce abbiamo chiuso adesso il nuovo piano regolatore del comune di Lecce. Ecco, vorrei chiedere com'è l'interazione anche con la politica, che problemi si trovano a sono progettare. d'accordo con quanto ha detto Parisi, soprattutto nella prima parte del suo intervento e anche adesso nell'ultima, non nel passaggio sulla rigenerazione, ma adesso spiego perché. Quando hai una politica intelligente davanti è tutto molto facile, no? Diciamo, perché questo è stato il caso di Lecce. Noi abbiamo fatto un piano regolatore che ha 3 norme, che uno dentro gli edifici, fatte salve i vincoli monumentali e statico-strutturali, può fare quello che vuole, cioè aumentare le superfici utili, frazionare, cambiare la destinazione d'uso, cioè perché era un vecchio baluardo quello che non si potesse fare nulla, no? Che imbalsamava la cosa, che tutto quello che fa lo deve fare bene. Abbiamo stabilito che il Salento ha un valore così alto di cultura e di marca, per cui è bene continuare a costruire gli edifici in maniera, come dire, che non confligano, che non abbiano il tetto a falde, le tegole marsigliesi, ma questo va bene a Lecce, potrebbe andare malissimo a Marsiglia, però voglio dire c'è un carattere della regione che crea economia e quindi bisogna stare attenti a non danneggiarlo. Il Briatore ha detto che invece ci vogliono i grandi hotel e non le masserie. I Briatori fanno un altro mestiere per fortuna. E un'altra regola era che il piano ogni 2 anni si aggiorna facendo sulla base di una consultazione pubblica con i
cittadini che danno consigli all'amministrazione su cosa vogliono cambiare, perché è assurdo che uno ha una legge fatta in un periodo che dura per 20 anni senza aggiornarsi mai, nel frattempo il mondo gli cambia sotto. Quindi voglio dire, si può fare se la politica è intelligente, sono d'accordo con Parisi su questo. Io tutto questo ragionamento che sto facendo sulla, diciamo, fine della modernità nell'estetica eccetera, che andrà a finire presto anche in un libro con Carlo Ratti, con Andrea Branzi, con dei guru, diciamo, dell'esplorazione di futuro, parte da un altro libricino invece economico che è fatto da due dell'MIT che si chiamano Bynson e McAfee, anche mi pare Formigli ci ha fatto una trasmissione sopra questo, che dicono che noi siamo, si chiama The Second Machine Revolution, la seconda rivoluzione delle macchine, e che dice cosa sta succedendo al mondo per effetto della rivoluzione digitale che, come diceva prima il mio alter ego qua, diciamo, cambia tutto nelle nostre vite, cioè noi siamo nella più grande rivoluzione tecnologica mai avvenuta, sottile. Pensi che quando c'è stata la rivoluzione della fine dell'Ottocento e hanno inventato la macchina a vapore, sono nate le metropoli, è stata inventata l'urbanistica che prima non esisteva, le urbaniste erano le suore di Papa Urbano II, diciamo, non c'era proprio la disciplina, sono fatte le macchine, i treni a vapore, insomma tutto quello che sappiamo, è cambiata la società. Pensi per questa rivoluzione della digitalizzazione quante cose cambiano. Bynson e McAfee scrivono questo libretto molto facile da leggere, che adesso è stato tradotto anche in italiano, che dice: guardate che se viene l'economia dei robot, la faccio molto semplice, i lavori digitali non saranno in grado di rimpiazzare, le ricchezze si concentreranno in chi ha la proprietà delle fabbriche e dell'automazione, che non avrà più neanche bisogno di pagare gli operai. Ci sarà un grande problema non solo di ricollocazione sul mercato del lavoro, ma anche di gente che forse non lavorerà, e bisogna capire come affrontare questa cosa. Allora io pensavo, ma ok, cosa succede allo spazio fisico? Cioè, cosa succede alla città? Questo succede nel mondo del lavoro, non lo so valutare bene, mi affascina l'idea che venga esplorato. Cosa sta succedendo allo spazio fisico? Allo spazio fisico succede, secondo me, che certi paradigmi della modernità, la forma segue la funzione, le cose non valgono più, perché tutto si può fare dovunque, molte cose, i negozi, no? Noi ci mettiamo i vestiti di nostro padre, ma compriamo le scarpe su Amazon, non dal negozio. E ci sono dei negozi che si sono già attrezzati su questo. Se voi andate in un negozio di camper adesso, vedete il catalogo, ve lo provate, poi lo potete anche ordinare sul sito, no? I più furbi non li passano ad Amazon perché Amazon li vende di meno, allora insomma, tutte cose che lo sappiamo benissimo, ma questo sta cambiando il mondo e sta liberando gli spazi nei centri storici, no? O nei centri urbani in assoluto. Allora, io osservo questo fenomeno freddamente, non dico che è meglio che peggio, dico che davanti a un cambiamento così rutilante noi abbiamo bisogno, come dire, intimamente, perché poi l'estetica, la felicità, no? Alla fine l'urbanistica, che cos'è? È una promessa di felicità, no? La felicità ha bisogno sempre di sognare, non sogniamo più con i surf che vanno sull'onda a Miami davanti agli alberghi con i grattacieli e le piscine, ma gli ultimi video dei concerti di Ligabue sono girati nelle vecchie fabbriche decrepite o in un vecchio campo di volo di Reggio Emilia dove non ci va più nessuno, è un altro degli spazi abbandonati. Non sogniamo più con la bellezza di Shanghai, ma con il verde che si rimangia le case a Detroit, che è il posto dove gli americani in percentuale tendono più a spostarsi. Cioè, voglio dire, il cambiamento estetico è già fatto. Io sono d'accordissimo che i politici devono, come dire, resettarsi, come si direbbe digitalmente, e che i paradigmi sono cambiati, ma i paradigmi sono cambiati per tutti noi e anche per gli architetti. Gli architetti non hanno più un lavoro, cioè ai miei studenti, fino al 2004, se gli chiedevo quale architetto vi piace di più, Hadid, Nouvel, Fuxas, eccetera. Adesso questi, perdonate, gli fanno ribrezzo. Non gli piacciono il loro ideale di bellezza è completamente cambiato. Sono Gravalo Sedimonte, certi che fanno degli aggiusti nel centro storico di Saragozza coinvolgendo i cittadini, oppure i Colocò, dei paesaggisti francesi che fanno il gardening selvaggio, arrivano la notte e fanno un parco dove non c'era, oppure sistemano una rotatoria che il comune non ha sistemato. Sto usando dei paradossi, ma è vero, cioè gli studenti di oggi hanno altri miti che sono molto diversi dai nostri, per quello che io credo che anche il mito della rigenerazione, cioè la cosa che mi piace di meno nella trasformazione di Milano è
quanto somiglia a Shanghai all'inizio degli anni 2000. E secondo me era molto bella com'era, ma non per un amor di conservazione che mi è alieno, ma per la stessa ragione per cui quando vediamo Montalbano alla televisione, anche se spegniamo l'audio, come dire, il cuore ci si in questo cambiamento rutilante, la narrazione, non più la descrizione, perché ormai come dire, i computer descrivono tutto, il big data ci dà tutte le informazioni, quello che non ci dà è il senso. Quindi il trasferimento dal segno, la di Fuchsas che fa la nuvola del mare, al senso, io ti faccio apprezzare questo perché questo ti racconta una storia, dentro lì ci sei anche tu. Ecco, è una, come dire, rivoluzione estetica che è stata già compiuta, come è stata compiuta quella dalla funzione alla performance. A me non mi interessa più se questa sala rotonda ci posso fare la cosa, no, mi interessa perché io tanto posso venire qui anche in ologramma o in collegamento via Skype, ci posso fare anche, che ne so, un appartamento, quindi non ha più nesso funzione e forma, ma invece ha molto senso la prestazione. Mi interessa se è collegata o no, è collegata? Posso fare tutto qua dentro? Sì. Capito? Ci sono, come dire, dei passaggi paradigmatici, descrizione, narrazione, segno, senso, funzione, prestazione, che coinvolgeranno tutti i nostri spazi abitativi e il modo in cui noi ci vestiamo, ci comportiamo, ci relazioniamo con gli altri, compriamo, mangiamo. Allora, a Milano oltre che Shanghai da qualche giorno sono anche le Palme, quindi anche un po' Palermo si bilancia la cosa. Non so se ha apprezzato sono un po' più naturali. Se ha apprezzato questa innovazione, avrebbe messo altre alberi. No, volevo chiedere a Parisi questo aspetto della rivoluzione digitale che sta creando molte opportunità. Ci sono molte start-up in Italia, hanno difficoltà, ma è un fenomeno che ha dei numeri importanti in Italia, però crea anche dei problemi perché distrugge dei lavori che non stanno più sul mercato. Oggi a Roma c'è una manifestazione, uno sciopero dei tassisti perché vogliono che passi una norma che impedisca, insomma, a Uber di fargli concorrenza. Su questo aspetto, cioè della concorrenza che il digitale sta creando e sulla morte di alcuni mestieri, è più un'opportunità digitale, bisogna difendere i diritti di quelli che protestano perché il digitale gli toglie il lavoro oppure è un'opportunità che va assecondata anche così facilitando il ricambio delle professioni e dei lavori? Ma anche su questo, dunque, secondo me è una grandissima opportunità, primo. È una grandissima opportunità di cui noi parliamo moltissimo e facciamo pochissimo. Ne parliamo molto appunto come opportunità, io ho fatto il presidente di Confindustria Digitale, anzi l'ho fondata Confindustria Digitale e abbiamo cercato di fare dei lavori del sistema paese più profondi di però c'è più convegni sul digitale che occupati. Si parla molto in Italia di digitale e si fa molto poco. Perché dico questo? Perché noi ci siamo purtroppo fermati molto sulla superficie di questa, poi vengo alla domanda specifica, però volevo farvi questo ragionamento perché credo che sia molto importante, perché è proprio entra dentro la capacità di cogliere questa opportunità. La pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione in Italia è digitalizzata, 4 miliardi di investimento all'anno di spese per informatica da molti anni. Solo che è digitalizzata in una logica che è la logica nella quale vive l'amministrazione pubblica, cioè una digitalizzazione a silos, cioè sono digitalizzati i diversi centri di potere o le diverse amministrazioni, organizzazioni, non c'è un'integrazione dei dati. Cosa voglio dire? Voglio dire che in una pratica edilizia, al comune di Milano, dove ci sono 120 banche dati che non sono interconnesse fra di loro, la procedura per l'autorizzazione o la concessione edilizia dura molto tempo, richiede una serie di documenti che il sindaco, il singolo, l'architetto, l'azienda, il proprietario devono produrre al comune,
per produrre informazioni che sono già in seno all'amministrazione comunale. Però l'amministrazione comunale, non avendo interoperabilità tra le diverse banche dati, non riesce a riconnetterli. Ovviamente questo genera mancata trasparenza, genera centri di potere, autorizzazioni, eccetera, eccetera. Se uno si ammala in Veneto e ha una cartella informatica clinica in Veneto e poi vuole andarsi a curare in Lombardia, due regioni dove c'è eccellenza dal punto di vista dello sviluppo digitale nella sanità, però le due cartelle cliniche non si parlano e quindi quello che viene fatto in Veneto non può essere utilizzato in modo efficiente dal sistema sanitario lombardo. Cosa voglio dire di questo? Voglio dire che tutta la logica con cui abbiamo fatto queste cose oggi in Italia è tutta una logica che un po' ripercorre un po' il nostro modello di gestione del potere, che è una logica che non è al servizio dei cittadini e degli utenti, ma è una logica tutta appunto chiusa in centri di potere. La grande trasformazione digitale che noi stiamo proponendo e che già proponemmo nel 2011 come industria digitale al governo Monti allora, che fu immediatamente archiviata, è invece quello di creare questa interoperabilità. Non è difficile, basta avere un bravo e autorevole, soprattutto ingegnere informatico, molto supportato dal governo, e questa cosa si può fare in pochi anni. E può cambiare la nostra qualità della vita, perché vuol dire che le informazioni, che vuol dire avere un account. Chi di voi ha un account Amazon, lì dentro c'è scritto tutto, il nostro sistema di pagamenti, dove facciamo gli shipping, cosa ci piace addirittura, oltre a quello che abbiamo comprato. Perché non c'è un account Stefano Parisi, dove sono scritte le tasse, i tributi, il mio stato di famiglia, se sono vivo, non sono vivo, dove abito? Perché non c'è? Non c'è perché non si è voluto fare, perché non c'è stata la capacità di cogliere questa straordinaria opportunità. Cosa porterà questo? Porterà a una grande trasformazione efficiente dell'amministrazione pubblica, una grande semplificazione delle procedure e delle norme, una straordinaria riduzione dei costi dell'amministrazione pubblica e dei disoccupati. Allora, che vuol dire questo? Vuol dire che noi avremo la possibilità di abbattere le tasse, di togliere questa burocrazia soffocante dalle piccole e medie imprese che non riescono a campare per la burocrazia soffocante, avremo meno corruzione e avremo molta più occupazione. Questi sono passaggi epocali che devono essere fatti, sono degli shock molto importanti, per cui da una riduzione dell'occupazione che deve derivare dalla riduzione dei costi all'interno dell'amministrazione pubblica, avremo una creazione, è successo in Gran Bretagna, 400.000 persone, Sergio ne parlavamo oggi, 400.000 persone in meno nell'amministrazione pubblica hanno creato 3 milioni di posti di lavoro in quel paese. Ma questo è quello che dobbiamo fare. Allora lo dico perché questo esempio vale per tutto il resto. Allora, il tema vero però vale per tante altre cose, no? Io quello che dico che è molto negativo in Italia, che nella stragrande maggioranza dei casi noi ci fermiamo anche qui molto alla superficie, cioè noi abbiamo tante aziende che fanno innovazione nel digitale, ma soprattutto prevalentemente la fanno è innovazione di marketing, innovazione di distribuzione. Sono app carine per avere la babysitter, piuttosto che per trovare il dog sitter, piuttosto che... Non c'è innovazione tecnologica, cioè non c'è il breakthrough tecnologico, quello che cambia effettivamente, perché abbiamo investito soprattutto su queste cosine e non abbiamo investito. Pensate cosa vuol dire questa grande trasformazione digitale all'interno dell'amministrazione pubblica. Vuol dire avere dei megadati, dei big data come si chiamano adesso, che riguardano l'Italia, sui quali noi possiamo costruire una quantità di business e di potenzialità che vanno nella direzione giusta, cioè nella direzione di ridurre della sussidiarietà. Lo Stato può fare molto di meno perché la società può fare molto di più, cioè vuol dire portare i servizi laddove c'è la domanda e non più la domanda dove sono i servizi. Quindi vuol dire un potenziale di sviluppo occupazionale solo per quello che riguarda gli ambiti di servizio pubblico straordinario. Allora, questa grande opportunità che non è stata colta e che purtroppo poi, è anche il fatto che non sia stata colta poi ha generato una serie di deficienze nel nostro sistema
IT nazionale, quindi la nostra rete di sviluppo in fibra ottica è una delle meno pervasive in Europa, proprio per questo, perché non essendoci domanda pubblica, offerta di servizi pubblici, c'è un'utilizzazione di internet molto più bassa che non negli altri paesi. Però c'è un passaggio molto importante, che è il passaggio delle tecnologie, come si chiamano, disruptive, in nuovi mercati che cambiano in modo profondo questi mercati. Uber, Airbnb, lo stesso mio mercato, io distribuisco film con questa piattaforma che si chiama Cili, costa solo 3,50 € un film, se vi abbonate ci abbiate un film. Fatto lo spot. No, non ci si abbona. Allora, però lì, per esempio, la resistenza violenta del mondo del cinema, della distribuzione fisica, è ancora una resistenza talmente violenta e che cerca di fermare questo fenomeno, che ormai tanto che riesce a fermare e a frenare il fenomeno emerso, cioè quello del mercato dell'affitto e dell'acquisto dei film, ma non riesce a fermare il mercato della pirateria, che oggi vale 100 volte in termini di valore economico in Italia il valore del mercato emerso. Per farvi capire poi la miopia di quando si frenano questi fenomeni, che invece accompagnati e riorganizzati possono portare molto di più. Che è successo in Israele con Uber? In Israele Uber è fatto dai tassisti. Cioè i tassisti hanno fatto l'accordo con Uber, hanno preso la piattaforma Uber e sono loro che gestiscono direttamente la domanda offerta La resistenza in queste cose qua porta ovviamente a delle fratture rispetto alle quali, cioè non si ferma il mare con le mani, bisogna... Ma molto spesso la politica sta dalla parte di quei privilegi, non della liberalizzazione, anche il centrodestra spesso... La politica non sta mai da nessuna parte, perché la politica ha sempre paura di prendere decisioni, perché vedi, se io sono un albergatore e ho comprato un albergo, sto ammortizzando il mio albergo e mi arriva un'offerta di Airbnb per cui chi non paga le tasse, senza pagare le tasse, metto in affitto il mio appartamento quando mi pare, come mi pare, mi scavalca completamente il mercato ed è ovviamente una concorrenza sleale, no? Il tema è che su questi temi bisogna prendere decisioni per accompagnare certi passaggi. Io lo capisco, un tassista che ha pagato 100.000 euro una licenza e che ha la concorrenza di Uber Pop, che però non è... Il tema di ieri è un tema veramente stupido, nel senso che non è neanche Uber, è soltanto che l'NCC per riprendere un nuovo ordine deve tornare in garage, che è una roba che non sta in cielo né in terra. E quindi è evidente che è una legge soltanto che regola una roba che già esiste, che sarebbe stupido non farlo. Il tema però è di capire come, quando ci sono queste tecnologie disruptive che rompono un mercato, attenzione, questo è importante perché è successo anche negli Stati Uniti. Trump vince anche per questo, per l'idiosincrasia verso l'innovazione tecnologica. Attenzione, non è soltanto la sinistra e la destra come hanno reagito rispetto a questi fenomeni. La sinistra dicendo è tutto bello quello che è digitale, la destra dicendo no, bisogna bloccare tutto, quindi i dazi, i taxi, non bisogna fare niente, no? Il tema invece penso che sia quello di capire chi è colpito dalla tecnologia disruptive, da chi ha la sala cinematografica, chi c'ha il taxi o chi c'ha l'albergo, e accompagnare questi fenomeni garantendo un livello di regolazione e di concorrenza tra tecnologie fra di loro molto diverse, in modo tale da non generare povertà, ma di generare valore per tutti. Il caso israeliano è un caso esemplare, no? Ecco, io penso che questo sia oggi un'altra emergenza di pensiero politico moderno, è quello non di abbracciare quello che avviene così com'è, né di resistere a che quello che avviene avvenga, ma è quello di accompagnare questi fenomeni comprendendo qual è il disagio sociale ed economico di piccoli imprenditori che stanno in un certo ambiente, per poterli aiutare a passare verso l'utilizzo delle nuove tecnologie e andare nei nuovi mercati. D'accordo su questo
Sì, certo, bisogna, come dire, l'innovazione è ineluttabile, no? La società si adatta e certo tutto è molto più veloce, no? Il tempo è una categoria che esce completamente stravolta dalla rivoluzione digitale, no? Tutto avviene simultaneamente, anche questa è una ragione, no? Dell'eterno presente, dopo la modernità c'è l'eterno presente, perché sono tanti tempi che avvengono nello stesso momento ed è difficile che la società, che noi gli stiamo appresso. Un'altra cosa che secondo me entrerà in crisi è questa, che i grandi lavori, diciamo, a Lecce noi abbiamo dato incentivi a chi demoliva e ricostruiva come a chi riabitava, modificando, superfetando, imparando dal territorio che faceva anche autonomamente la sua abitazione, come dire, entro certe regole prestazionali, cioè purché la mettesse in efficienza dal punto di vista energetico. Però voglio dire, noi abbiamo un'idea che il grande sviluppo avviene con i grandi lavori, no? Lo sentiamo, il nostro governo dice sempre rilanciamo i grandi lavori, lo stretto di Messina, l'alta velocità eccetera, è vero, in parte è quello, però c'è un grande sviluppo che avviene attraverso questa gestione dell'economia micro che è difficilissima da intercettare, ma che certe volte intercetta. Io per esempio ho insegnato, adesso sto insegnando a Trento, però ho insegnato molti anni a Genova, a Pescara, in America eccetera, e sia a Genova che a Pescara avevo fatto una ricerca su quanto portava l'economia dell'università alla città. In tutti e due i casi l'università era il secondo attore economico dopo la pubblica amministrazione, cioè dopo da che punto di vista? Per la presenza dell'università e degli studenti in una città, non so, le famiglie che non hanno più figli affittano una camera, il piccolo commercio vive, i trasporti del comune sono alimentati, l'università stessa promuove lavori, manutenzioni, cose, cioè voglio dire, vengono fuori nuovi soggetti economici in quest'era del digitale che sono potentissimi e che è difficilissimo da individuare. Una cosa certa è che non sono quelli su cui il governo sta puntando per favorire l'innovazione e lo sviluppo. Faccio un'ultima domanda a Parisi, poi se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa. Non c'è una retorica del nuovo anche, per cui qualunque cosa o qualunque proposta, purché sia nuova, non ci sia stata prima, è di per sé un valore. Meglio ancora se non hai esperienza, io dico questo soprattutto in politica, ormai avere esperienza, avere competenza, aver fatto qualcosa in passato è quasi un'onta, mentre chi non ha fatto mai niente, qualche movimento politico addirittura se hai accumulato esperienza non ti puoi più ricandidare, quindi se hai imparato un po' a fare politica devi smettere. Non comporta un po' dei rischi dell'incompetenza al governo, questa retorica insomma della novità, per cui la novità in quanto tale è buona? Sì, certo, evidente, è quello su cui poi ha giocato il Movimento 5 Stelle, no? Uno vale uno, non hai mai avuto un avviso di garanzia, allora puoi fare il sindaco di Roma. Guarda che disastro che è successo. Gliel'hanno dato subito? Gliel'hanno dato subito. Allora il problema, sì, questo è un problema molto importante, cioè perché questo pure è omologazione a un mainstream di pensiero che non va bene, no? Per cui giovani, inesperti, siccome una classe dirigente vecchia ha fallito, allora bisogna essere giovani e inesperti. Non è vero, bisogna avere una nuova classe dirigente di esperti, più o meno giovani, l'età è a seconda, è per scindere, e soprattutto di persone oneste. Cioè io credo che in questo momento in Italia bisogna andare controcorrente. Se la corrente è quella di Grillo piuttosto che di Salvini, piuttosto che quella di Renzi, bisogna andare controcorrente. Cioè dobbiamo tornare ai fondamentali della politica, l'esperienza politica è importante, come anche il logoramento è importante, una persona logorata politicamente si deve togliere di mezzo. Ma un bravo amministratore che ha fatto bene l'amministratore a livello locale, come era una volta i partiti per andare in Parlamento non ci andava uno preso così perché magari aveva un amico, era amico o amica di chi decide le liste o perché così, per grazia divina. Ci si arrivava perché aveva fatto una carriera politica, perché la politica è complessa, cioè se si arriva ci sono dei bravi sindaci che la mattina aprono il municipio e sanno cosa devono fare, come si fa una determina, come si fa una delibera,
il mio amico sindaco di Lecce è molto bravo, ad esempio, perché deve rimanere sindaco di Lecce? Andasse in Parlamento, cioè serve. Invece abbiamo dei vecchi in Parlamento che non hanno più nulla da dire, che ormai sfuggono. La cosa peggiore poi, che con questo sistema elettorale di nominati sfuggono dal rapporto con la società, cioè non si vedono più nella loro città, perché oggi, siccome la reputazione di un politico purtroppo non è molto alta, di un parlamentare poi è bassissima, scusate, lo dico a dei politici, però voi siete bravi, avete una bella reputazione. Questi neanche prima li vedevi. No, io parlo prima, parlo di 30 anni fa. Oggi invece bisogna ricostruire un rapporto di consenso sociale, di qualità, di complessità. Le cose sono complesse e non c'è da fare, sono complesse, devono essere spiegate in modo semplice, ma il governo del territorio, il governo del paese richiede complessità, e la complessità richiede persone di qualità. Noi dobbiamo andare in Parlamento persone che sono meglio di noi, non peggio di noi, perché se mangiamo persone che sono peggio di noi, il disastro nel quale ci troviamo oggi, non si possono mettere dei ministri a fare il ministro senza aver mai capito nulla dell'argomento di cui stanno là. In Canada ci sono 3 premi Nobel nel governo. Ora, un premio Nobel non è detto che sia, perché noi ci abbiamo avuto anche Dario Fo, però, che non avrei messo al governo. Però, diciamo così, il premio Nobel in effetti non è anche Obama ha preso il premio Nobel per la pace, figuriamoci. No, il premio Nobel ho fatto un esempio sbagliato, però si possono mettere persone di qualità. Oggi abbiamo un ministro della funzione pubblica che non è adatto a fare il ministro della funzione pubblica, punto. È inutile parlarne, non è adatto, perché non ha i fondamentali dell'organizzazione di una qualsiasi organizzazione complessa. Siccome il ministro della funzione pubblica è il capo del personale di 3 milioni di persone, allora o sai fare qualcosa e sai che cos'è un cedolino, come si paga, com'è l'organizzazione del lavoro, eccetera, oppure non sei una temeraria se accetti di farlo. È come se a me mi chiedessero di fare il chirurgo cardiovascolare, sarei un temerario, no? Uguale. Grazie, se c'è qualche domanda. No, lei non può. No, è interessante questa discussione sull'eterno presente, mi ha molto incuriosito. Però l'eterno presente è la condizione in cui vive l'umanità da sempre, cioè, è inevitabile che sia un eterno presente, perché noi cambia la strumentazione delle persone, gli abiti a volte, e a volte nel suo caso, però noi siamo sempre gli stessi, da Catullo a noi non è cambiato assolutamente nella condizione umana. Per il resto abbiamo naturalmente implementato tutto il nostro bagaglio tecnologico fino ad arrivare al digitale. Io ho sempre lavorato nel settore del digitale, come sa a Parisi, e quando venivo invitato ai primi convegni sulle web community sostenevo che ci sarebbe stato bisogno di uno psichiatra a fianco a tutti questi esperti delle web community, spiegando che l'esasperazione di questa modernità di comunità portava ad una straordinaria solitudine, come verifichiamo quotidianamente nelle comunità giovanili. Uno ha non dice più quanti amici hai, quanti follower hai, no? Che è una cosa straordinariamente diversa dal rapporto fisico umano che vive di sensi, quindi di tatto, visione, olfatto. Ecco, quindi noi dobbiamo prendere questa modernità per le cose migliori che ci offre, con molta circospezione sulle cose peggiori che ci può proporre. D'altra parte mi spiegava il mio vecchio capo che Mussolini era straordinariamente nuovo rispetto a tutta la classe dirigente di Giolitti, così entriamo un po' in politica, e Hitler fu una novità assoluta rispetto a tutta la Repubblica decadente di Weimar. Erano nuovi e distrussero il mondo, ecco, quindi vorrei solo sottolineare che ci sono da valutare tutti i vantaggi e tutti i rischi di questa condizione, e questo spetta alla politica, perché, vede, Stefano, noi abbiamo le migliori apparecchiature ospedaliere oggi, delle PET straordinarie, vivo in un ambiente sanitario come il CRO, dove l'innovazione tecnologica è una condizione fondamentale però quando poi uno deve fare una visita con la PET o con la TAC, no, vieni programmato oggi quando siamo in febbraio, per il marzo del prossimo anno. Cioè, voglio dire, abbiamo tutte queste straordinarie tecnologie e poi non siamo in condizione di renderle fruibili alla massa delle persone, alla pancia del paese,
perché anche la sanità è fatta di chi può alzare un telefono e chi invece deve fare la fila, non possiamo ignorare questa circostanza. Ecco, per cui io volevo, c'è più democrazia oggi o ce n'è sostanzialmente di meno o ce n'è di più apparente? Ecco, tutta questa tecnologia digitale ha reso la politica migliore o ha reso la politica più liquida e quindi indefinibile e irraggiungibile? Allora una risposta magari da Ricci, poi Parisi. Ma non lo so, adesso non so se c'entra con quello, la ringrazio dell'interesse, con quello che diceva lei, però mi faceva pensare le cose che lei stava dicendo, che stava dicendo prima Stefano Parisi, al fatto, io ho delle figlie giovani, diciamo 20 anni più o meno, per loro la politica... Io adesso, ecco, non so chi è il ministro della funzione pubblica, mi scuso. Madia, però. Niente. Ah, Madia. Sì, è vero, forse lo sapevo, ma pensavo che sicuramente le mie figlie non lo sanno e non gli interessa niente. Non eravamo così noi quando avevamo, anzi, eravamo focosamente dentro l'agone politico. Ecco, penso che, non so se questo è un effetto... Sono d'accordo con quello che dice lei, no? Deve rimanere l'aggancio col senso, quello che io volevo dire è che il fatto che gli spazi fisici non cambino poi così tanto, tutto sommato ci dà la possibilità di un aggancio col senso che nella digitalizzazione progressivamente si perde. Questo è un aspetto positivo, che non voglio dire che tutto deve rimanere com'è, non vuol dire assolutamente questo, vuol dire che noi ci dobbiamo, come dire, valorizzare quello che ci abbiamo, pur essendo aperti al nuovo. Però sicuramente, non so se è un effetto del digitale che trasferisce, come dire, dalla partecipazione alla condivisione l'azione politica del singolo. Certe volte la condivisione è una condivisione in piccoli gruppi, addirittura, però certamente la politica ha perso di interesse sui giovani in una maniera determinante, siccome poi i giovani sono quelli che votano, che fanno il paese, non so come prendere questo segno, non vorrei essere nei panni di Stefano Parisi, però questo è un passaggio essenziale, no? Rinteressare è talmente distante, talmente alieno, ma d'altra parte se voi leggete i giornali, no? Quali sono gli argomenti? Lo stadio della Roma, e io sono romanistissimo, che ne so, se il Partito Democratico si scioglie o non si scioglie una volta che ha riguadagnato i consensi, se la Raggi è incriminato, cioè tutto questo che cosa ha a che fare con la nostra felicità? Diciamo, tranne lo stadio della Roma, poco. Parisi, l'ultima. Sì, sono molto d'accordo, penso però che la colpa sia della politica, non dei giovani. Sì, no, sono convinto, cioè, è un problema vostro purtroppo. Diciamo. Nel senso che quando c'è... Sì, grazie. E quando c'era... No, perché io faccio politica da poco, quindi non mi rendo conto. Quando la politica era ancorché ideologia, però era uno scontro di qualità, i giovani erano appassionati. Ma la cosa più incredibile, guardate che questo bisogna rifletterci bene, il 4 di dicembre dello scorso anno c'è stato un voto amplissimo dei giovani contro il sistema, molto più ampio di quanto non fossero i giovani antisistema nel 68. Quelli erano un'elite, pochissima gente ricca che manifestava a Roma e a Milano, insomma, anche molto prevalentemente ricca. E oggi invece è una cosa popolare l'essere antisistema. Ma mi diceva mia figlia, le mie figlie sono un po' più grandi delle tue, ma siamo coetanei, quindi mi diceva però guarda che se tu ci pensi, noi abbiamo cominciato a abbiamo capito che cos'era la politica insomma fine anni 90. Quindi hanno sempre vissuto questa politica qua, quella che c'è, che noi chiamiamo la Seconda Repubblica. Per forza non sei appassionato. No? Bene. Vorrei fare una domanda al dottor Parisi e al dottor Ricci sul rapporto politica-economia. Giustamente lei ha detto che soprattutto i fenomeni legati alla digitalizzazione e all'innovazione devono essere giustamente governati. Ma a mio avviso c'è un problema, perché ormai questi fenomeni economici sono a livello globale e vediamo che la share economy è una componente chiaramente estremamente sempre più significativa di quella che è un'economia della digitalizzazione, e sono dei fenomeni che non sono più governabili a un livello politico
che sia nazionale o internazionale, ma devono essere governati a un livello molto più ampio e chiaramente di tipo globale. Questi fenomeni stanno disintermediando tutte quelle che erano le filiere dell'economia, quindi stanno creando disoccupazione, la creeranno questa disoccupazione almeno nell'immediato, stanno creando un forte problema di fiscalità. Un dato dell'Ocse di circa un anno fa evidenziava che in Europa la media delle grandi imprese paga circa il 6% rispetto a quella che è la tassazione delle piccole e medie imprese. Quindi tutti questi fenomeni non sono più governabili da una politica che, se anche fosse saggia, localmente riesce ad intervenire, ma deve avere uno suo spettro molto più ampio a livello globale. Io vedo questo molto difficile, anche perché sempre di più queste grandi compagnie stanno accrescendo. Apple ha una patrimonializzazione, mi sembra, di circa 700 miliardi, che è il PIL di un paese importante, e quindi stanno diventando dei player a livello economico, e quindi con dei condizionamenti sulla vita, sulla società, sui dati occupazionali, che mi chiedo io da che livello politico possono essere governati. Ma guarda, io penso questo, che l'Europa si è molto soffermata su questo punto, senza capire che i problemi sono problemi europei, non sono i problemi della minaccia. Non sono i problemi della minaccia di Apple o di Google. Cosa è successo negli Stati Uniti? Lo diceva prima il professore. Intorno alle grandi università americane è nato il maggior valore patrimoniale ed economico del mondo. È stato il sapere che ha gestito, che ha generato quelle cose là. Perché è stata la fertilizzazione di saperi diversi in un'università aperta e non autoreferenziale, che ha generato una ricchezza straordinaria. Le prime aziende quotate a Wall Street, la maggior parte delle capitalizzazioni quotate a Wall Street nascono da intelligenze che escono fuori da Stanford e dalle altre università americane. E lì, siccome quello è un sistema flessibile, c'è un libro molto bello di questo Micheli che parla di questo, lì siccome, che è un economista americano, italo-americano, lì siccome il sistema è molto flessibile, intorno alle università le dinamiche retributive sono molto più ampie, per cui le tintorie che sono a Palo Alto, un dipendente di un supermercato a Palo Alto paga di più di un dipendente dell'università in un'altra zona. Che cosa è successo? Allora, il tema nostro, invece di dire come faccio a fargli pagare le tasse, come posso mettergli le dita negli occhi per evitare che questa cosa succeda, è quello invece di capire a che condizioni siamo ancora in tempo, a che condizioni devo creare perché succeda questo anche in Europa. Ci sono mille di esempi che le posso fare, ad esempio Netflix, che è, non voglio dire mia concorrente perché diciamo, però facciamo lo stesso mestiere, quindi diciamo che siamo concorrenti. Prima di sbarcare in Europa è stata per molti anni negli Stati Uniti. Prima distribuiva per posta i DVD, prima addirittura le cassette, un sistema logistico chiaro per cui ti arrivavano 3 DVD a casa, era come una volta il club del libro, cioè uno comprava 3 DVD e poi alla fine del mese gli rimetteva una busta, li rimandava e gli arrivavano 3 nuovi. Da qui avevano 20 milioni di clienti, li hanno digitalizzati e è diventata la più grande piattaforma. Però per servire un paese di 350 milioni di abitanti ha un contratto per ogni major perché i contratti sono per paese. Ha una sola, non ce l'ha neanche perché lì il copyright non ha neanche necessità di fare un accordo con una SIAE e ha la possibilità di poter vendere in tutto il paese senza dover limitare la circolazione dei contenuti. In Europa, la mia azienda sta in 5 paesi, se dovesse stare nei 27 paesi d'Europa dovrebbe fare 27 contratti perché ogni paese è un singolo contratto, 27 SIAE, 27 sistemi fiscali diversi, 27 contabilità diverse, così l'Europa muore.
noi diciamo, ma perché non abbiamo colto la globalizzazione? E noi abbiamo ancora i nostri porti che non sono infrastrutturati. La globalizzazione è logistica. E per quale motivo noi non abbiamo colto questa cosa qua? Allora il problema non è tanto di fermare quello che avviene nel resto del mondo, ma quello di generare le condizioni perché anche noi si possa cogliere quell'opportunità. Tutto qua. Cioè, il problema è molto semplice. Siccome la politica ha avuto paura e non è stata capace di occuparsi di questi grandi temi, che sono i grandi temi della modernizzazione dell'Europa, non fa altro che parlare male degli Stati Uniti e del fatto che gli Stati Uniti entrano nei nostri mercati a man bassa. Oggi Netflix in Europa perde, ma sovvenziona, supporta il suo ingresso in Europa con una straordinaria quantità di utili che fa negli Stati Uniti. Perché noi non possiamo fare lo stesso? Questo è il tema. Il dibattito è molto interessante, però purtroppo Nonostante Obama. Dobbiamo chiudere. Grazie agli ospiti per la discussione. Grazie a tutti voi. Grazie.